Servizio offerto dal maestro Cleo. Operatore esoterico dal 1979. Visto a Rai 1, Rai 2, Rai 3, Mediaset e Sky. Specializzato in legamenti e ritorni d'amore. Telefono 338 7 59 22 14. Se vuoi il tuo oroscopo personalizzato sulla tua data di nascita, il costo è di 10 euro. Saprai ogni settimana quello che ti succede. Oroscopo 2020, le novità per ogni segno zodiacale. Ariete. Avrete delle difficoltà ad inizio anno, in cui vi sentirete spenti e di cattivo umore. Ma questa è soltanto una vostra impressione ed è generata dal malcontento che avete provato negli ultimi mesi del 2019. Infatti, già all'inizio della primavera del 2020 le cose sono destinate a cambiare per voi. Questo è un anno davvero roseo per il segno che vi appartiene. Metterete in ordine le questioni che vi riguardano e vale la stessa cosa per chi porta avanti relazioni che non sono più appassionanti. Potrebbe essere il momento giusto per prendere quella decisione che avremmo voluto prendere prima, e per i single è arrivato il momento di stringere nuove e profonde amicizie. Toro. Saturno è in Capricorno da febbraio, e voi del Toro dovete assolutamente approfittarne. Questa congiunzione è benefica per voi e dovete fare in modo di compiere scelte intraprendenti, che vi porterebbero in breve tempo a ricevere le gratificazioni che aspettavate da tempo. Sul lavoro è arrivato il momento di portarsi avanti e di fare qualcosa di importante, così da ricevere una promozione. Però non pretendete troppo da voi e cercate di capire quando è il momento di fermarsi. Attenzione, se siete single, ad interrompere la ricerca dell'amore, perché con tutto ciò che avete per la testa non sareste in grado di occuparvi anche di una relazione amorosa. Gemelli. Il nuovo anno inizia all'insegna dei dubbi per i gemelli e il desiderio del vostro segno sarà quello di fuggire da ogni circostanza, anche da quelle che fino a poco tempo prima avete ritenuto benefiche. Ma è necessario tenere a freno questa voglia e cercare di ragionare più lucidamente sulle situazioni che riguardano. Verso la fine dell'anno tutto tornerà ad essere come prima e comprenderete che quello che avete avuto all'inizio del 2020 è stato soltanto un momento di confusione. I rapporti amorosi procederanno senza alcun problema, mentre chi è single dovrà attendere un po' di tempo prima di trovare l'anima gemella. Infatti, non è il momento giusto per trovare l'amore della vita. Cancro. Nel 2020 del Cancro la carica di energia che vi trascinerà dovrà essere colta al volo per poter migliorare la vostra condizione lavorativa. Ci sarà sicuramente uno stop anche piuttosto drastico dal punto di vista della vita sociale e delle relazioni amorose, ma questo perché è arrivato il momento di spiccare il volo con la carriera e con tutto quello che è rimasto in sospeso nella vostra vita. Se siete in coppia fate attenzione a non esagerare con gli scatti di rabbia che potrebbero scaturire dalla fatica che state facendo sul lavoro. Per tutto il resto, è il momento giusto per agire, forti dell'energia che vi sta travolgendo. Leone. Poco entusiasmo nei primi mesi dell'anno per il segno del Leone, un anno in cui il vostro segno zodiacale dovrà abituarsi a tutti i cambiamenti che vi coinvolgeranno nel lavoro così come in casa. Momenti di scarsa allegria nei primi momenti dell'anno. Ma se riuscirete a resistere a queste circostanze difficili, in primavera il tutto sarà ricompensato. Periodi davvero ottimi per l'amore, chi già vive una relazione può pensare di gettare delle basi per un matrimonio, per la nascita di un figlio, per la convivenza o per un trasferimento. Chi invece non ha ancora trovato l'anima gemella, può avere fiducia negli incontri che farà nel corso del 2020. Tante cose positive stanno per succedere. Vergine. Per i nati sotto il segno della Vergine è arrivato l'anno dell'ambizione e dei progetti. Per il vostro segno è arrivato il momento di tirare fuori le unghie per raggiungere il tanto sperato successo sul lavoro ma anche nella vita. Il 2020 è positivo in questo senso, perché tutto ciò che vi prefiggerete potrà essere raggiunto in breve tempo, per via delle vostre attitudini amplificate nel corso di questo nuovo anno. Quello a cui bisognerà prestare attenzione sarà l'umiltà, che potreste perdere nel corso dell'anno, guadagnando un successo dopo l'altro. In amore periodi tranquilli, all'insegna soprattutto della serenità,
senza grandi cambiamenti ma soltanto una grande pace dopo i tumulti avvenuti nei mesi precedenti. Bilancia. Momenti concitati per il segno della Bilancia. Avrete tante occasioni per cambiare radicalmente la vostra vita e per fare ciò che vi auguravate di mettere in pratica già da molto tempo. C'è assolutamente bisogno di mantenere la calma e di scegliere la strada del rigore, in maniera tale da riuscire, verso gli ultimi mesi dell'anno, ad ottenere la svolta che desideravate da ormai davvero molto tempo. Questa voglia di rivoluzionare la situazione e modificare una vita ormai diventata monotona si ripercuoterà anche sui rapporti d'amore. Bisognerà aprirsi alla possibilità di incontrare l'amore o, se l'avete già trovato, è il momento di sposarsi o di mettere in piedi qualcosa di più solido. Scorpione. Coloro che appartengono al segno dello Scorpione hanno sempre un'attitudine a fare di testa loro e talvolta anche a compiere gesti che visti dall'esterno sembrano imprudenti. Il 2020 sarà l'apoteosi di questa vostra caratteristica e per questo motivo potrebbero esserci dei problemi se farete dei gesti avventati e sconsiderati. Le cose potrebbero non andare come avreste desiderato e fareste quindi bene ad ascoltare i pareri di chi vi sta accanto, e a rallentare se qualcuno vi dice che è il caso di farlo. Se siete single, mettete da parte la possibilità di trovare l'amore e chi è in coppia deve prestare attenzione. Il litigio è dietro l'angolo e si rischia la rottura definitiva. Sagittario. Novità soprattutto dal punto di vista sentimentale per il Sagittario. Infatti, sarete colti da una grande voglia di essere costruttivi ma avrete anche bisogno di freschezza. Si tratta davvero del momento opportuno se credete di voler rinnovare la vostra vita privata e confessare a qualcuno il vostro amore, oppure dire addio ad altri. Se siete single, è arrivato il momento di fare nuovi incontri. Sul lavoro, tutta questa voglia di fare e di cambiare non può che produrre risultati positivi, sempre con la giusta moderazione. Per questo, è arrivato il momento di darsi da fare e sfruttare tutta la produttività che il 2020 porta con sé. Capricorno. Saturno è in Capricorno e questo porta finalmente una ventata di stabilità e di ottimismo per il Capricorno. Il carattere non particolarmente allegro del vostro segno cambierà radicalmente davanti a tutti gli avvenimenti positivi di quest'anno, e ciò che vi farà pensare che vi trovate in un momento fortunato della vostra vita. È arrivato il momento della vostra fortuna e per questo motivo potete iniziare a mettere in pratica quei progetti che aspettavano da un po'. Momenti di calma per i single, che non possono sperare di trovare nell'imminenza l'anima gemella. Invece se vivete una relazione, avrete davanti a voi momenti positivi e spumeggianti che vi faranno pensare di aver trovato la persona giusta. Acquario. È arrivato senza dubbio il momento della libertà e dei grandi cambiamenti per il segno dell'Acquario. Quest'anno è quello giusto per fare ciò che aspettavate di compiere da tempo. Il consiglio più corretto è quello di mettere in pratica i vostri progetti fin dall'inizio del 2020, così vi ritroverete con tutto ciò che sognavate realizzato alla fine dell'anno. Se preferite aspettare, è il momento di iniziare da subito a fare dei progetti solidi, in maniera tale che alla fine del 2020 possiate gettare le basi per qualcosa di importante. Carica di entusiasmo in amore, vi sentirete molto felici al fianco della persona che avete scelto. Anche i single troveranno delle novità che li renderanno felici. Pesci. Il segno dei pesci, che in genere fa attenzione a compiere qualunque passo falso, dovrà invece lasciarsi andare e portare a termine numerose scelte determinanti. Il 2020 vi metterà davanti la possibilità di cambiare la vostra vita radicalmente, ma sta a voi fare la scelta giusta. Non dovete avere paura di quello che sta per arrivare, e dovete invece cercare di affrontare con sicurezza le sfide, perché in tutta probabilità le vincerete. È il momento di aprirsi anche in campo sentimentale, perché per i single le novità stanno arrivando e vale lo stesso anche per chi ha già una relazione. Lasciatevi andare perché si tratta soltanto di novità positive.